Ben ritrovati amici di Archeosarrabus, oggi saliamo con Giuseppe e con Andrea. Ciao. Saliamo a vedere il nuraghe Orridrogiu, siamo nella località di Fassoni a San Vito, vicino c'è Perduodo che abbiamo già visto, anche Nius, c'è il nuraghe Riudrotu, insomma una zona ad altissima densità di nuraghi. Oggi andiamo a visitarne uno che avevamo già pubblicato qualche foto ma non avevamo fatto bene il documentario. Lungo la strada c'è anche nascosta una tomba dei giganti, quindi andremo anche a cercare quella. Bene, non c'è altro da aggiungere, partiamo. Allora, dopo una piacevole passeggiata in questa strada pulita e scoscesa, siamo finalmente giunti a destinazione. Il nuraghe è qua alle mie spalle, come potete vedere, il nuraghe Orridrogiu. Ce ne sono censiti due, quindi poi andremo anche a cercare di capire se restano tracce anche dell'altro. Niente, proseguiamo il nostro tour e andiamo a vederlo nel dettaglio. Abbiamo costruito tutti questi terrazzi in linea del terreno della proprietà di Montenarba. Ma cerchiamo un po' di descrivere nel dettaglio questa struttura, anche per caratterizzarla, un po' per dargli un'identità. Intanto vabbè, dalle riprese con il drone è evidente che la struttura è di tipo complessa, c'è una torre principale che è poi corredata da altre due, sicuramente altre due torri, una ben visibile e una nascosta qua sotto la vegetazione, ed è ancora visibile la traccia di un bastione, di un muro che un po' rinforzava tutta la struttura. Un'altra caratteristica è questo vano che è ancora presente, questo vano che sicuramente era un vano scala, ci sono ancora due pietre che danno l'idea di essere dei gradini che portavano nella parte superiore della torre centrale. Ancora siamo nella zona delle miniere. Di fronte a noi ci sono i complessi minerari di Giovanni Bonu e di Masalone. Dietro questa collina c'è la miniera di Montenarba e ancora più avanti quella di Bacqua Rodas, quindi una zona a altissima densità di minerali, di filoni di metallo. Anche in questo nuraghe, come in tanti altri che abbiamo visto circondare queste colline, sono presenti resti di fusione dei metalli. Il ragionamento è sempre lo stesso: se la fusione è contestuale al sito oppure successiva, il fatto che questi resti di fusione siano posizionati sopra il crollo fa pensare che siano successivi, ma sarebbe interessante fare una analisi, quindi invito chi è gli archeologi che sono specializzati, appassionati di metallurgia, magari a incuriosirsi di questo posto, perché veramente sono tantissimi i nuraghi in cui sono presenti resti di fusione. In questa zona sono censiti due nuraghi. Uno è questo che ho qui davanti, che è Orridrogiu, ed è il più, diciamo, il più grande, il più evidente. Poi ne abbiamo un altro censito qui davanti, dove ci sono quelle pietre lì. Ora con i ragazzi stiamo andando a cercare di capire se vediamo, troviamo qualche traccia della sua esistenza. Vediamo un po'. Allora, siamo giunti nel sito dove dovrebbe sorgere il nuraghe Orridrogiu 2, è censito, quindi
Sicuramente qualche traccia l'hanno trovata per censire ufficialmente questo sito. Allora, non ci sono tracce evidentissime di struttura, come abbiamo visto anche in altre situazioni. È presente molta pietra, qua sembrano quasi accumuli di pietra caduta, no, crollata. Dall'altra parte ci sono delle piccolissime tracce, ma piccole veramente, di muro, e fino adesso non ho ancora trovato... Che cos'è quella roba lì? Non è che lì... No, dei coci. Quindi il mistero, diciamo che è parzialmente risolto. Confidiamo in altre gite, in altre escursioni per cercare di svelare questo mistero. Per adesso lasciamo così. Dunque, scendendo, avevamo parlato di una piccola tomba dei giganti nascosta in mezzo al folto della vegetazione, l'abbiamo trovata, quindi ve la facciamo vedere. È piccolina, è rimasto poco, ho marocchio alla testa, come vedete, eccola qua, guardate, rimane la traccia della camera sepolcrale, qua, piccolina. Qua si vede la traccia della camera, molto piccola, il muro, quindi è come anche per altre tombe dei giganti della zona, quindi la camera sepolcrale è fatta con i muri in pietra, e non con i pietroni sovrapposti, bensì con la realizzazione di questi muri. Davanti poi quello che resta dell'ingresso è della esedra, poca traccia, è molto distrutta. Allora, intanto guardate, questo era il lastrone che era appoggiato su queste due basi e praticamente creava l'ingresso, la falsa porta della tomba. Lì si vedono tracce dell'esedra e questo sicuramente, qua c'è molta terra accumulata, qui una pietra da cui partiva sicuramente l'esedra, che come possiamo vedere era poggiata su questi massi di granito presenti sul posto. E poi laggiù un'altra lastra di pietra che sicuramente faceva parte sempre dell'ingresso. Ecco qua, guardate che bella, purtroppo è rimasto poco. Quindi abbiamo inserito anche la tomba, possiamo procedere. Chiudo con una considerazione. Questa è una zona che abbiamo detto più volte, densamente abitata nell'epoca, ci sono tante strutture che lo testimoniano. Soltanto qui intorno a me ci sono tanti nuraghi e tanti insediamenti di epoca nuragica, quindi una zona sicuramente molto appetibile per l'antropizzazione. Può darsi che ancora ci sia qualche sorpresa da scoprire, ci hanno fatto delle segnalazioni che adesso dovremo verificare. Speriamo di riuscire a dare un contributo per, diciamo, rendere più realistica l'interpretazione poi della dinamica insediativa di queste zone, dare una mano poi anche agli studiosi laddove possiamo, per poter, diciamo, ricreare un po' l'ambiente che esisteva, ecco, nell'età del bronzo di questa zona qua. Bene, vi saluto. Oggi noi abbiamo un pranzo associativo, una riunione, quindi la finiremo sempre dal nostro amico Gabriele a Susoiano Experience. Vi saluteremo da lì, quindi ora procediamo con la discesa per arrivare all'ovile.